Portogruaro Pescara, Ugo Russo. Sì, allora immediatamente le formazioni, mentre l'incontro ha avuto inizio da un minuto esatto e sta attaccando il Pescara. La squadra di casa, il Portogruaro, gioca con Rossi in porta, a presidio della retroguardia Cardin, Cristante, Madaschi e Lanzoni, a centrocampo Schiavon, Scozzarella, Espinalle, Scarpa, le punte Gerardi e Memusciai. Risponde il Pescara con Pinna a guardia dei pali, difensori del Prete Mengoni, Giamutene e Pettinari. Nella zona nevralgica del terreno di gioco Gessa, Cascione, Verratti e Bonanni. Soddimo dietro all'unico attaccante di ruolo Sansovini. Dirige l'incontro Stinelli di Como, riceve la collaborazione di Masotti e Cini. Quarto uomo Gavillucci. Splendida giornata di sole, temperatura oltre i 20 gradi, spettatori 1600 circa. Poi la linea al Pier Giovanni Mecchia. L'incontro ha avuto inizio da 7 minuti e 30 secondi, il risultato ovviamente è sempre quello di partenza. Squadra in campo con le divise tradizionali: Portogruaro completo granata, Pescara casacca a strisce verticali bianco-azzurre, terna arbitrale in maglia gialla. Prime fasi di studio senza rischi per i portieri. Ora c'è il Pescara comunque che cerca di affacciarsi al limite dell'area avversaria. Il tentativo di passaggio, il tiro, è il primo tiro verso una delle due porte, la parata a terra da parte del portiere Rossi. Diverse le motivazioni per le due squadre impegnate oggi. Per il Portogruaro caccia punti importantissimi per la sua deficitaria classifica, che ora lo vede in posizione, attenzione, il Pescara in avanti, il tiro alla rete. La rete del Pescara in questo momento, autore il numero 7 Soddimo, che viene abbracciato. Dunque Soddimo ha portato in vantaggio il Pescara. In particolare dobbiamo dire che questo era il primo vero affondo di una delle due squadre verso la porta, e Soddimo ha sorpreso il portiere Rossi. Dunque si sblocca il risultato al Mecchia. Soddimo porta in vantaggio il Pescara, che conduce 1-0 linea Vicenza. Portogruaro vicino al pareggio al 18esimo, un cross basso di Espinal, deviazione di Scarpa di poco fuori. I padroni di casa, che ripeto si sono lamentati per una possibile posizione di fuorigioco dell'autore del gol pescarese Soddimo, con rabbia e continuità si sono portati nella metacampo avversaria. Ora cerca Gerardi di agganciare il pallone, poi lascia partire un tiro in diagonale sbagliando la mira. Comunque il tiro va a finire 4-5 metri fuori rispetto al palo, alla testa della porta, difesa dall'estremo difensore Pinna del Pescara, ma questa a dimostrazione che sta cercando di accentuare le cadenze offensive il Portogruaro per arrivare al pareggio. Diamo uno sguardo al cronometro: 20 minuti 24 secondi, 1-0 per il Pescara al Mecchia di Portogruaro, linea Vicenza. Al Mecchia si gioca il primo tempo da 24 minuti, sempre ospiti in vantaggio, e ospiti che batteranno anche un calcio di punizione proprio dal limite dell'area per un fallo su Sansovini. Un calcio di punizione molto pericoloso, perché in posizione centralissima, sempre pericolosa dalla destra del proprio versante offensivo, la squadra di casa. Al 21esimo cross dell'albanese Memusciai, Gerardi deviazione a colpo sicuro, ma Mengoni con il piede destro ha deviato in angolo. Ora assistiamo alla battuta di questo calcio di punizione, c'è Bonanni sul pallone, l'ex laziale, che cerca di tirare ovviamente direttamente verso la porta. È molto nutrita la barriera del Portogruaro. C'è anche un'osservazione da parte dell'arbitro all'indirizzo di un giocatore del Pescara, che viene allontanato ora naturalmente dalla zona di battuta e dalla barriera in principal modo. Sta ancora allungandosi questa battuta di questo calcio di punizione, ma ora sembra davvero tutto pronto. Ci sono anche 3 giocatori del Pescara in barriera. Parte Bonanni, il tiro che passa la barriera, ottima opposizione da parte di Rossi, che devia in calcio d'angolo. Dunque 0 Portogruaro, il gol del Vicenza, scusa Russo. Portogruaro sommaga 0 contro l'1 del Pescara. Linea ancora Zennaro a Vicenza. 4 minuti e mezzo più eventuale recupero, forse ci sarà un minuto per la fine di questo primo tempo. Porto Sommaga 0, Pescara 1. Cerca di raccogliere le ultime energie la squadra di casa per tornare in avanti e minacciare la porta avversaria, ma certo giocatori così importanti, sia pure non in perfette condizioni fisiche come quelli che sono in panchina, ci riferiamo a Cunico, ad Altiniera, a Tarana, Agostinelli, tecnico dei Veneti, li dovrà pur schierare almeno uno o due di questi per cercare di rendere più offensiva, determinata, incisiva
offensiva, la manovra d'attacco della squadra dei veneti, che cercano di venire avanti adesso con Scarpa sull'out di sinistra, riesce a liberarsi una prima volta di un avversario, poi ritorna questo avversario stesso che era esattamente Del Prete su di lui e gli mette il pallone in fallo laterale. Insiste ancora il Portogruaro, al termine di questa azione renderemo ancora linea a Vicenza, è costretta però sull'attacco, sul pressing da parte dei centrocampisti del Pescara a ritornare nelle retrovie il Portogruaro, e dunque Portogruaro Summaga 0, Pescara 1, Vicenza. Gerardi, Portogruaro pericolosissima al 44esimo, azione personale rasoiata che ha severamente impegnato Pinna, che è stato straordinario nella respinta in calcio d'angolo che poi non ha sortito effetto alcuno. Stiamo praticamente raggiungendo il 45esimo, infatti c'è la lavagnetta luminosa del quarto uomo, che è esattamente Gavillucci, che si sta alzando, ed eccolo il minuto di recupero che avevamo annunciato. Dunque un minuto di recupero da questo momento. Portogruaro 0, Pescara 1, Vicenza. Occasione per il Vicenza in pochi secondi, Di Matteo, sempre lui da destra. Il raddoppio del Pescara con Bonanni, clamorosa topica della difesa del Portogruaro, e Bonanni di sinistra appoggiato alle spalle del portiere Rossi. Portogruaro 0, Pescara 2 al 14esimo, linea a te. Andiamo ora con un giro veloce di semplice aggiornamento per ricordare solo minuto e punteggio. Varese. A Varese siamo al 16esimo del secondo tempo, Varese 0, Padova 0, Torino. 18 minuti e 30 secondi, Torino 1, Piacenza 1, Modena. 17 minuti, Sassuolo 1, Empoli 0, Portogruaro. Quasi il quarto d'ora, dunque clamorosa indecisione della difesa granata, in particolare di Madaschi, l'australiano, Soddimo cross per Bonanni che di sinistro ha trafitto Rossi. Ora siamo esattamente al quarto d'ora, Portogruaro 0, Pescara 2, linea a Vicenza. 19 minuti, Vicenza 1, Crotone 2, studio. E qui invece il 23esimo, ritmo visibilmente calato, Pescara che controlla senza problemi, vanno a vuoto i tentativi da parte del Portogruaro, soprattutto continua l'imprecisione sotto porta, cercano di chiudere dei triangoli i giocatori di casa senza mai però essere precisi, e dunque il Pescara vive momenti di assoluta tranquillità e può ripartire, come in questo caso sulla destra il tentativo di accentrarsi da parte di un giocatore del Pescara, poi ancora un errore da parte del difensore Madaschi e il palo clamoroso da parte del Pescara che sfiora addirittura il 3-0. Continua ad andare veramente in barca la difesa granata, è stato Sansovini a colpire il palo e a sfiorare il 3-0 che avrebbe chiuso definitivamente la contesa. Dunque quando siamo arrivati esattamente al 23esimo e 40 secondi, 0 per il Portogruaro, 2 per il Pescara, la linea Vicenza. E abbiamo sentito che sugli altri campi sta uscendo il sole, qui il sole per la verità c'è sempre stato dall'inizio della partita, ma soprattutto per il Pescara, non c'è per i padroni di casa che sono sotto di 2 reti e non dimostrano la possibilità, non si dimostrano in grado di segnare un gol per ridare corpo alle loro speranze. Ecco ancora il Pescara che parte spesso in contropiede, questo pallone per Sansovini, il pallone che viene stavolta rinviato da Madaschi e subito parte il contropiede del Portogruaro fermato da Giamutene che riparte subito per i propri compagni. E allora Portogruaro 0, Pescara 2, diamo uno sguardo al cronometro, siamo arrivati al 28esimo e 45 secondi, Zennaro a Vicenza. E allora Portogruaro. Sì, mancano 2 minuti, compreso il recupero, dunque siamo al 47esimo, si giocherà fino al 49esimo alla fine di questa partita che non sembra poter più cambiare il risultato, che è di 2-0 in favore del Pescara. Non è riuscito assolutamente nulla al Portogruaro, ma soprattutto anche il morale ha ceduto subito dopo il primo gol del Pescara e poco è riuscita a concretizzare la squadra di casa. Con molta calma Pinna rimette dal fondo, Pinna è l'estremo difensore del Pescara che è in vantaggio 2-0, un 2-0 sicuramente buono per la propria classifica, mentre si infittisce il mistero sulle possibilità di quello che potrà essere il risultato finale in questo campionato del Portogruaro, che ora ha la possibilità di mettere in rete e ci riesce esattamente con Altinier che è riuscito a approfittare
di una topica clamorosa della difesa del Pescara, tra l'altro Giamutene zoppica visibilmente, comunque con un pallonetto ha messo dentro. L'esperienza del bomber non stava bene, impiegato da metà ripresa, è riuscito se non altro a segnare, ma forse questo non basterà perché mancano esattamente 40 secondi alla fine della partita. Credo, Corsini, che per quanto riguarda i campi collegati vai pure fino al termine. Esatto, siamo rimasti gli unici, quindi possiamo andare fino al termine, però ripeto, forse il gol di Altiniere è arrivato troppo tardi per le speranze del Portogruaro, ripeto che ora praticamente ha tantissimi problemi per quanto riguarda la zona retrocessione, ha perso l'Ascoli che lo appaiava in classifica, ha vinto e dunque ora il Portogruaro si trova terzultimo in classifica e dunque in una posizione sicuramente non soddisfacente, molto preoccupante. In questo momento l'arbitro Ostinelli di Como fischia alla fine della partita, ricordiamo la vittoria del Pescara al Mecchia per 2-1, i gol del Pescara di Soddimo e naturalmente di Bonanni. Per quanto riguarda il Portogruaro nel recupero Altinier. È tutto dal Mecchia, a voi la linea. E allora ricordiamo tutti i risultati finali